Buongiorno amici telespettatori, buon lunedì e ben ritrovati su Calcio Napoli 24 TV. Inizia una nuova settimana, come sempre all'insegna della nostra rassegna stampa, che purtroppo si apre questa settimana raccontando della sconfitta interna del Napoli, rimediata ieri allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina, l'ennesimo stop interno in campionato degli azzurri. Pensate un po' alla quinta sconfitta tra le mura non più tanti amiche di Fuorigrotta, l'ottava addirittura in stagione considerando tutte le competizioni, una sconfitta questa che fa molto male però alla squadra di Spalletti, come ammesso dallo stesso tecnico toscano, perché va a complicare molto quelli che sono i piani, ovviamente la rincorsa a scudetto del Napoli, se così vogliamo dire, salvato un pochino da quello che è stato il pareggio del Torino ieri per 0-0 in casa del Milan, o meglio in casa contro il Milan, ma che lancia inevitabilmente anche la rincorsa a scudetto dell'Inter, che in questo momento con una partita in meno agli stessi punti del Napoli può addirittura superare il Milan e sulla carta ha anche il calendario più facile per le tre contendenti. Quindi tra poco andremo anche ad analizzare quello che poi viene detto e raccontato questa mattina sui quotidiani sportivi riguardante la sconfitta davvero pesante del Napoli contro la Fiorentina, ancora la Fiorentina di mezzo nel destino del Napoli, finisce 3-2 al Maradona, le pagelle, le parole, le analisi, insomma tra poco andremo a sciorinare davvero tutti quelli che sono i contenuti di quanto successo ovviamente ieri allo stadio Diego Armando Maradona, non prima però di aver ringraziato come sempre il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia che ci porta immediatamente al touchscreen per visionare quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sportivi e poi tutta la trattazione delle tematiche inerenti alla società sportiva Calcio Napoli e quanto successo ieri nella gara contro la Fiorentina. E allora, Gazzetta dello Sport, la prima pagina apre ovviamente con la lotta a scudetto. Milan interrotto contro un bel Torino, finisce 0-0 per il Diavolo. Inzaghi gode che guadagna 2 punti sul Milan e 3 punti sul Napoli. Giroud viene fermato ancora una volta dall'ottimo Bremer, uno dei migliori difensori in circolazione in Serie A. E dunque adesso il vantaggio sui nerazzurri che hanno una partita in meno è solamente di due lunghezze. I nerazzurri che ricordiamolo dovranno recuperare la gara contro il Bologna. Se il Milan non ride, di certo il Napoli piange invece lacrime amare, crollo Napoli, Maradona stregata e terzo, Fiorentina bella e spietata, Spalletti mastica amaro, ora è tutto più difficile perché non dipende più da noi. Il Napoli tornerà in campo nel giorno di Pasquetta, lunedì prossimo, tra una settimana, per affrontare invece la Roma al Diego Armando Maradona, che riesce a ribaltare e vincere contro la Salernitana tra le polemiche con l'attacco poi frontale di Sabatini a José Mourinho. Vince invece facile la Lazio in casa del Genoa grazie alla tripletta di Ciro Immobile. In taglio alto invece potete vedere la Formula 1 ancora una volta tinta di rosso Ferrari con Leclerc che vince anche a Melbourne, seconda vittoria in tre gare per il ferrarista che consolida il primato in classifica, forte anche del secondo ritiro per inaffidabilità del motore della Red Bull di Max Verstappen. Nono invece partiva Carlos Sainz, ritirato dopo poche curve per un problema al volante. Quindi questi titoli sulla Gazzetta dello Sport, noi ci trasferiamo sul Corriere dello Sport, Formula 1 e MotoGP in taglio alto perché se c'è la Ferrari c'è anche il bestia, vale a dire Bastianini, altro trionfo in MotoGP, nella GP delle Americhe, vince e consolida anche lui il primato in classifica con la Honda del team Gresini, idem per quanto riguarda il ferrarista che ha già 34 punti di vantaggio sulla seconda piazza, occupata momentaneamente un po' a sorpresa da George Russell su Mercedes. Il prossimo impegno tra 2 settimane sarà ad Imola, già sold out. Aspettano la Juve, paradossalmente sì, andando a vedere quelli che sono i risultati di Milan e Napoli, la Juventus potrebbe clamorosamente tornare in corsa per lo scudetto, seppur ad oggi sembra che davvero il destino sia nelle mani dell'Inter di Simone Inzaghi. Milan e Napoli in frenata, Inter a -2 da Pioli con una partita da giocare, impresa della Fiorentina, Spalletti cade in casa e Allegri torna clamorosamente a sperare in un ribaltone
lì davanti. Molto dipenderà poi ovviamente dal recupero di Bologna-Inter. Immobile mondiale, basta cattiverie, parla Ciro Immobile dopo la tripletta rifilata al Genoa, così come vince l'altra squadra capitolina, la Roma, prossima avversaria del Napoli, che in rimonta batte 2-1 la Salernitana, con polemiche però, dicevamo, Sabatini infatti una furia, Radovanic a segno, poi nel finale l'1-2 di Perez e Smalling e il DS attacca Mourinho, sappiamo che tra i due insomma non sempre ci sono stati rapporti idilliaci. Passiamo invece sulla prima pagina di Tutto Sport, io con Delict un sogno, parla Gatti, difensore del Frosinone già comprato dalla Juventus e che in passato era stato accostato anche al Napoli, spiega la sua decisione, poi le ultime sul Torino, grazie Toro che mantiene aperto il campionato dopo il pareggio 0-0 contro il Milan, Carlo Magno invece vediamo l'esultanza di Leclerc dopo la vittoria davvero dirompente al Gran Premio di Melbourne in Australia. Bastianini trionfa invece in Texas e torna leader nel mondiale. Questa era la prima pagina di Tutto Sport. Noi ci trasferiamo già visivamente invece su quella del Mattino di Napoli, dove in taglio basso ci sono le ultime in casa azzurra, il KO con la Fiorentina, frena anche il Milan, Napoli il tabù Maradona, volata a scudetto più difficile, questa volta gli errori partono dalla panchina e tra poco leggeremo anche quelle che sono le analisi e le pagelle anche di Luciano Spalletti, le cui scelte iniziali sembrano non abbiano convinto tutti, a partire dalla decisione di mantenere in panchina in questo momento un giocatore come Dries Mertens che sembra abbia l'argento vivo addosso rispetto ai vari Fabian e Zielinski che magari in mediana stanno avendo sicuramente più difficoltà anche dal punto di vista fisico. Tra poco quindi le pagelle, le analisi e tutto lo scibile. Prima però leggiamo le parole di Kalidou Koulibaly, che ieri è intervenuto ai microfoni di DAZN, ovviamente dopo la sconfitta, lui ci mette sempre la fascia da capitan futuro, quale sarà dopo l'addio di Lorenzo Insigne, ha analizzato con freddezza la sconfitta, dicendo non stiamo dando sicurezza noi dal reparto arretrato, prendiamo troppi gol, non riusciamo più a mantenere la porta inviolata e quindi togliamo certezze anche all'azione offensiva. Cosa ha detto però Kalidou Koulibaly per quanto riguarda lo scudetto? Andiamo a leggere adesso proprio su Tutto Sport. Si è rivolto allo spogliatoio del Napoli e da vero leader, insomma, ha pronunciato queste parole. Chi non crede nello scudetto esca dallo spogliatoio. Koulibaly scuote la squadra dopo la Fiorentina, ha svelato il retroscena appunto da Tutto Sport. E noi lo andiamo a leggere, quello che viene estrapolato e che abbiamo estrapolato per voi dalle colonne del quotidiano piemontese questa mattina. Sconfitta pesante, stadio Maradona gelato, nonostante fosse davvero gremito in ogni ordine di posto, ma si conferma tabù lo stadio di Fuorigrotta quest'anno per il Napoli. Sogno spezzato, eppure nel Napoli c'è chi ancora tiene vive le chance tricolori e non si lascia battere. Vale a dire Kalidou Koulibaly che lancia un appello forte alla squadra dopo la partita. Mancano ancora tante sfide, chi non crede nello scudetto esca dallo spogliatoio. Questo l'invito a non cedere quindi allo scoramento, a tenere alta la concentrazione nelle ultime semifinali di stagione, a cominciare da se stesso perché anche ieri non si è visto il miglior Kalidou ed effettivamente anche ieri la prestazione di Kalidou, così come a Bergamo, non è stata proprio delle migliori, in occasione soprattutto del primo gol, dove c'è una leggera spinta che subisce lo stesso Kalidou Koulibaly da Cabral, forse lì perde un po' troppo tempo a protestare, a cercare di convincere l'arbitro quando bisognava rialzarsi di fretta e furia e andare a murare Nico Gonzalez. Queste appunto alcune sfumature di quelle che sono di quello che è successo ieri sul terreno di gioco. Va detto però che insomma il messaggio di Koulibaly allo spogliatoio è forte, è chiaro e adesso bisognerà che anche Spalletti dia spazio effettivamente a chi è più libero di testa per giocarsi queste ultime sei finali e vedere cosa succede. E le stesse scelte di Spalletti non hanno convinto ieri, in particolar modo quelle della formazione iniziale, la scelta di tenere fuori Mertens, di favorire ancora giocatori magari come Zielinski che continua a faticare tantissimo in mezzo al campo nelle ultime settimane, tant'è che la Gazzetta insomma bacchetta anche quelle che sono le scelte di Luciano Spalletti. Un dato smentisce clamorosamente il tecnico del Napoli. Maradona, Maratoglie e Marameo allo scudetto. Apre così, insomma, la Gazzetta dello Sport, meglio ancora, è lì a 2 o 3 punti, ma bisogna vedere come si risolleverà il Napoli dopo questa batosta firmata ancora una volta dalla Fiorentina. Sembra davvero
corsi e ricorsi storici. Nel giorno in cui gli eroi con la maglia del Napoli dovevano lasciarsi avvolgere nel mantello della passione per sentirsi invincibili, 50.000 lasciano invece lo stadio con la morte nel cuore. Pensavano fosse amore, invece era criptonite, quella criptonite ancora una volta in maglia fiorentina. L'allenatore sostiene che non ci sia un problema psicologico, ma se perdi 5 volte in casa, e aggiungo io, le sconfitte in casa quest'anno sono addirittura 8 se si sommano quelle 3 da parte nelle competizioni europee nella Coppa Italia, Milan e Fiorentina, ma anche il pari con l'Inter e la pesante sconfitta col Barcellona, qualcosa evidentemente anche negli scontri diretti non funziona bene nella testa di questa squadra. Non si sostiene si tratti di braccino, ma al tempo stesso, se non trovi mai la lucidità per far emergere le tue qualità in queste sfide, il problema esiste. Ed effettivamente il Napoli quest'anno, soprattutto nel girone di ritorno, ha avuto tante chance nei big match al Maradona e li ha puntualmente falliti, e questo denota un problema sul quale Spalletti deve assolutamente porre l'accento, cercare una soluzione. Si parla tanto di quella che è stata la componente psicologica di questo Napoli. Io mi permetto di aggiungere, ieri la Fiorentina ha fatto davvero una gran partita, si potrebbe anche riassumere con Italiano batte Spalletti ieri, molto semplicemente quello che è successo. Poi c'è anche tutta la dietrologia dell'aspetto psicologico, non psicologico, l'approccio alle gare, le scelte sbagliate secondo me rientrano proprio in un computo che ieri ha visto Italiano nettamente migliore delle scelte nel gioco, nelle operazioni, anche nella fame, nella concretezza rispetto a Luciano Spalletti. Il calcio certe volte è anche abbastanza semplice da andare a leggere, mio modesto avviso, insomma, ieri è successo proprio questo, Italiano l'ha preparata, l'ha gestita e l'ha conclusa meglio rispetto a Luciano Spalletti, e merito insomma anche alla Fiorentina, che è venuta a fare la sua onesta e ottima partita al Maradona. Detto questo, leggiamo un po' di pagelle che ovviamente sono effettivamente molto negative per alcune azzurre. Tra poco su calcionapoli24.it troverete anche quelle relative a Zielinski, a Lozano, lo stesso Luciano Spalletti, e leggiamo quelle di Fabian, che nel primo tempo ieri davvero ci ha capito ben poco, non è al top della condizione, lo ha detto anche lo stesso tecnico di Certaldo, poi sostituito nell'intervallo per far entrare Mertens, e lì qualcosina effettivamente poi è cambiato nel Napoli, e viene il dubbio del perché insomma di queste scelte un po' ritardate dal punto di vista cronologico di Luciano Spalletti. Forse con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ma si poteva usare un pochino di più già in partenza. Tant'è, pagelle di Fabian, irritante quando passa indietro al posto di calciare, ci è sembrato di rivedere un po' il Miciu dei bei tempi. Fabian surclassato dopo Napoli-Fiorentina, queste le pagelle che andiamo a leggere molto velocemente, insomma lo vedete, delle insufficienze molto pesanti per quanto riguarda Fabian, 4,5 tutto sport, probabilmente il peggiore in campo anche per la responsabilità di non aver segnato il gol dell'1-0 con la porta spalancata, ha preferito passare a un compagno che non c'era. Anche per il mattino 4,5 che ritorna su quell'episodio, su quell'errore di Fabian, si è consegnato al destino, il destino si è preso gioco di lui, irritante quando a pochi metri dalla porta passa indietro piuttosto che calciare, anche lì si gioca troppo di fino, ecco, se vogliamo un po' trovare l'errore, uno di quegli, diciamo così, aspetti negativi della mentalità del Napoli. Lì insomma c'è bisogno di fame, di andare a segnare, di marcare il cartellino e di farlo con rabbia, piuttosto di trovare, cercare sempre il gioco di fino. Lì poco concreto il Napoli con Fabian, ma non solo in quell'azione, anche poco prima con lo stesso Victor Osimhen o con Lorenzo Insigne, mentre la Fiorentina 3 occasioni importanti nitide ha avuto, e 3 occasioni è riuscita a concretizzare con cattiveria, con rabbia, con freddezza, quello che è mancato ieri al Napoli in zona offensiva, oltre alle lacune dal punto di vista anche del gioco e della difesa. Quindi anche 5 per la Gazzetta, 5 per il Corriere dello Sport e 4,5 per il Corriere della Sera, insomma a completare una prestazione assolutamente negativa per Fabian, ma non è l'unico, ecco, non è il capro espiatorio della sconfitta di ieri. Dicevamo anche Zielinski molto sottotono, lo stesso Politano molto male i centrali difensivi, Rachmani che ha anche la colpa del 3-1 per quel pallone banalissimo perso in mezzo al campo, in difficoltà anche il giovane Zanoli, ma è lecito aspettarsi insomma un periodo di adattamento e di crescita per lui. Ieri in pochi a salvarsi per quanto riguarda il Napoli, ovviamente Victor Osimhen su tutti, oltre a
Dries Mertens, che è entrato davvero molto, molto bene, lì aumenta effettivamente l'amaro in bocca per capire perché insomma non si sia usato sin dall'inizio con la doppia coppia lì davanti, Mertens, Osimhen. Certo, poi magari il Napoli perdeva lo stesso, questo non potremo mai saperlo, ma con i due insieme si vede che è un Napoli che forse rischia un po' di più lì davanti e non lascia troppo solo Victor Osimhen a battagliare contro i difensori avversari. Tant'è, leggiamolo, le prestazioni e le pagelle di Dries Mertens, prestazione da leader, impeto e cuore, doveva entrare prima. Mertens tra i pochi a salvarsi, queste le pagelle del belga che ha anche dedicato il suo primo gol al neonato Ciro Romeo Mertens, ieri presente allo stadio, insomma l'abbiamo visto anche con quei cuffioni anti-rumore, con le foto postate dalla moglie di Dries Mertens. Allora, le pagelle, 6,5 per tutto sport, eccoci qui, prestazione da leader con gol che elude il Maradona, 6,5 anche per il Mattino, insomma una sfilza di 6,5, più che sufficiente la prestazione di Mertens in appena 45 minuti. E chissà se Lozano lì al posto di prendere in pieno l'avversario avesse semplicemente aperto il piattone e dato quella palla di imbucata a Dries Mertens sul lungo, cosa sarebbe successo? Magari la doppietta del belga, invece poi gol fallito, gol subito, una delle più vecchie regole del calcio. Sull'azione successiva la Fiorentina ha trovato il 2-1 che di fatto poi ha fermato e chiuso le ambizioni del Napoli. Dunque 6,5 anche per il Mattino, il Corriere della Sera, la Gazzetta entra, incide sulla gara, sfiora la doppietta di testa e la gente si chiede perché non possa essere mai schierato in avvio Dries Mertens con Victor Osimhen, e credo che a questo punto lo stesso Spalletti stia facendo determinate riflessioni anche in vista di quelli che sono i prossimi impegni ad iniziare dalla gara contro la Roma. In questo momento, nelle ultime 6 partite, serve chi sta bene mentalmente e fisicamente per cercare comunque di far bene fino alla fine e sperare, come ha detto Spalletti, che lì davanti qualcosa possa cambiare e che le altre possano commettere dei passi falsi, come è successo proprio ieri al Napoli. Continuiamo a parlare di Mertens, questa volta facciamo il resoconto sulla questione rinnovo, sul contratto che ricordiamo essere in scadenza quest'estate, con il Napoli che può vantare l'opzione di rinnovo unilaterale per un'ulteriore stagione alle stesse cifre, ma Napoli che non sembra interessato insomma, a confermare queste cifre a Dries Mertens. Come la sta vivendo il belga? Lo leggiamo sulla Gazzetta dello Sport, perché lui non ha ancora abbandonato i sogni di rinnovo con il Napoli, tant'è che sarebbe pronto ad un forte sconto e bonus a gettone controproposta Mertens a De Laurentiis per andare avanti insieme. Insomma, vedere il Mertens che in questo momento continua a trascinare il Napoli nelle difficoltà, continua a far molto bene, a segnare, è ovvio che più di un pensiero, secondo me, lo stesso De Laurentiis lo sta avendo sul futuro del belga. Può diventare un lusso, questo sì, sebbene Ciro sia disposto a concedere un rilevante sconto al patron del Napoli in fase di rinnovo, magari con dei bonus a gettone. La partita è ancora aperta, con tante insidie al momento, ma il legame con l'ambiente è troppo forte e a sorpresa non va escluso il lieto fine. Quindi questo è un aggiornamento molto importante della Gazzetta dello Sport, che non esclude che alla fine possa effettivamente anche arrivare un po' a sorpresa il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Leggiamo ancora anche di mercato a questo punto per gli azzurri e le ultime su Irving Lozano, che ieri ha impattato anche bene la gara, poi purtroppo quell'errore davvero a campo aperto inspiegabile, poteva lanciare Mertens a tu per tu con Terracciano, e lì ha sbagliato totalmente a calibrare il passaggio, al posto di aprire il piatto, dare un pallone centrale dritto per dritto, è riuscito quasi nell'impresa impossibile di andare a beccare l'unico difensore che si sovrapponeva insomma tra lui e l'attaccante belga. Un errore effettivamente molto pesante quello di Irving Lozano, che poi ha anche scaturito il contropiede che ha portato al 2-1 della Fiorentina. Parliamo del futuro di Irving Lozano, perché non è escluso la sua partenza e cessione al termine della stagione, scrive la Gazzetta dello Sport, possibile addio alla fine del campionato. Gli azzurri hanno già bloccato anche l'erede del messicano, quindi si parla anche dell'alternativa a questo punto del messicano, e in questo caso lo vedete, insomma, si torna a parlare con la Gazzetta dello Sport di uno dei colpi sempre più vicini del Napoli, vale a dire Kvaratskhelia della Dinamo Batumi, il giovane ventunenne georgiano, considerato una piccola stellina che il Napoli sta cercando di ultimare come operazione. Di lui si parla molto bene, non è da escludere che prenda il posto del messicano Lozano, in questo caso a caccia di nuove esperienze, quindi con più di un'uscita, oltre a quella di Insigne, magari anche quella di Lozano potrebbe avvenire in estate con il Napoli, che potrebbe decidere a questo punto di cambiare
totalmente il proprio settore di esterni offensivi. Leggiamo anche di Anghissà a questo punto, restando sempre sulla Gazzetta dello Sport. Ieri è mancato tanto il dinamismo, ma anche l'equilibrio che dà nelle due fasi il camerunense, che era squalificato, tornerà fortunatamente contro la Roma. E la Gazzetta dello Sport fa il punto anche sul riscatto, perché ricordiamolo, lui è in prestito oneroso dal Fulham per 400.000 euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il Napoli sta cercando di contrattare con il Fulham un piccolo sconto. C'è ovviamente il parere di Spalletti positivo alla conferma di Anghissà, ma c'è una deadline obbligatoria da riscattare per versare la somma di 15 milioni al Fulham e per attivare quindi la prelazione per il riscatto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, noi lo andiamo a leggere. Nell'agenda della società è in evidenza che il futuro del centrocampista André Frank Zambo Anghissà, arrivato in estate dal Fulham in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, il responso del tecnico è ovviamente soddisfacente, come dicevamo, insomma c'è la volontà di operare il riscatto nei tempi dovuti, cioè entro fine giugno. Il Napoli quindi entro fine giugno dovrà decidere se riscattare o meno lo stesso Anghissà. Ad oggi non sembra essere messa assolutamente in discussione la permanenza del riscatto dello stesso Anghissà in maglia partenopea. Questa era anche l'ultima notizia della nostra rassegna stampa su calcionapoli24.it, però leggete e troverete tantissimi aggiornamenti, ovviamente ancora le analisi, le pagelle, anche la moviola di quanto successo ieri allo stadio Diego Armando Maradona, con Repubblica che ci va giù pesante anche con Spalletti, ha accompagnato la squadra piuttosto che guidarla, subiti i cambi in italiano senza reagire. Ieri assolutamente mi trova d'accordo questo titolo di Repubblica, ieri italiano meglio di Spalletti. La partita si è decisa lì, l'ha letta meglio anche con i cambi in corso allo stesso italiano che dopo l'1-1 al posto di contenere il Napoli ha continuato ad attaccare, ha inserito a giocatori offensivi mettendo ancora in difficoltà il palleggio del Napoli e soprattutto i difensori con un pressing asfissiante. Ottima, ottima davvero la partita della Fiorentina e la lettura dello stesso italiano che ieri purtroppo insomma è stato anche più lucido dello stesso Luciano Spalletti. Quindi tutti i titoli, gli aggiornamenti li trovate su calcionapoli24.it. La programmazione di Calcionapoli 24 TV invece prosegue, più tardi ci vedrà tornare in diretta con Calcionapoli 24 Live dalle 12 alle 14. Vincenzo Credendino che oggi tra l'altro compie gli anni, quindi fate tanti auguri al nostro Vincenzo Credendino nel corso di Calcionapoli 24 Live. Con lui ci sarà Claudio Russo, tanti ospiti ai nostri microfoni e anche le voci dei protagonisti, le pagelle che andremo a risentire, insomma tutto il post match come sempre sul 296 del digitale terrestre. A me non resta che ringraziare calorosamente il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catavano che vi augura buona giornata e buona settimana sugli schermi di Calcio Napoli 24.